Benvenuti, con la troupe di Borghi d'Italia siamo giunti in Veneto e precisamente a Pieve di Soligo in provincia di Treviso. Il comune circondato dai vigneti si trova a 132 metri sul livello del mare e conta circa 12.000 abitanti. Noi siamo qui in occasione delle iniziative collegate ai 100 anni dalla morte del beato Giuseppe Toniolo. Iniziamo il nostro itinerario con il giovane sindaco Stefano Soldan. Pieve di Soligo è un paese di 12.000 persone che si trova tra il Conegliano e Valdobbiadene nel centro delle colline candidate Patrimonio UNESCO per la bellezza territoriale e paesaggistica che questi luoghi hanno. Siamo a ridosso delle prealpi trevigiane in un paesaggio che da un lato è collinare e poi si apre verso la pianura e quindi verso Venezia. È un territorio vocato all'agricoltura, in particolare alla cultura della vite e a questa grande tradizione che in questo luogo ci sta dando molto prestigio. Pieve di Soligo ha 3 frazioni: Solighetto, il centro di Pieve e Barbisano, che si sviluppano in maniera verticale dalle colline verso il fiume Piave. Infatti in queste aree abbiamo vissuto 100 anni fa la battaglia finale della Prima Guerra Mondiale. Questo insieme di ricorrenze oggi ci porta in questo paese che ha visto grandi personaggi, dal beato Giuseppe Toniolo, che è una figura di riferimento a livello nazionale se non internazionale per la propria capacità di saper prevedere il futuro, i cambiamenti politici, ma anche a creare dei modelli sociali. Sulla scia di questo pensiero abbiamo avuto la fortuna di avere a Pieve di Soligo la cantante lirica Totti Dal Monte, il grandissimo poeta Andrea Zanzotto e anche figure politiche di primo piano. Ci troviamo nella villa Brandolini d'Adda, è una villa che l'amministrazione ha e sulla quale ospita da un lato il consorzio del Prosecco Valdobbiadene di OCG e dall'altro dà la possibilità di realizzare grandi eventi culturali. Si tratta di una delle ville venete di campagna che sono iscritte nel registro delle ville venete nazionali. È una villa il cui impianto si integra perfettamente, come nella tradizione, con il paesaggio e con il borgo di Solighetto dove è situata. Noi la utilizziamo per realizzare mostre d'arte come sede di rappresentanza, non solo dal punto di vista politico-amministrativo, ma anche dal punto di vista enogastronomico e anche dal punto di vista musicale, ospitando anche la scuola di musica Totti Dal Monte. L'invito lo faccio con le parole che solitamente ci vengono riportate dalle persone che vengono in visita e che viviamo in un posto che è un paradiso, e per usare parole di un grande poeta, una cartolina dipinta dagli dei. Nel bellissimo Duomo di Santa Maria Assunta, dove riposa il beato Toniolo, andiamo a conoscere Monsignor Giuseppe Nadal, parroco di Pieve di Soligo.
sono parroco di questa bella chiesa. Dico bella perché come può un parroco non essere innamorato della sua chiesa, ma anche perché davvero è bella, perché è un insieme di stili. In alto vediamo un po' di gotico, poi le colonne qui, le arcate romanico e poi anche un po' di bizantino, ecco, c'è su questa chiesa. Poi anche la crocifissione che si trova sopra l'altare è ben armonizzata in questa chiesa. Abbiamo poi anche delle immagini tutto attorno alla chiesa, opera di una nostra concittadina, Marta Sammartini. È bella perché contiene una comunità viva, ma dovrei dire ancora qualche cosa riguardo a questa chiesa che ha soltanto poco più di 100 anni ed è sorta dove prima c'era la vecchia Pieve. Qualcuno ha detto ma come mai così grande? A quel tempo il paese non era abbastanza grande, ma abbiamo visto dopo che hanno indovinato farla così grande perché è stata proclamata anche Duomo nel 2003 dal vescovo Monsignor Magarotto. Perché l'ha fatta diventare Duomo? Perché anche a lui piaceva, perché è grande, ma poi anche perché da questa parrocchia sono usciti tanti sacerdoti, addirittura 3 vescovi, 2 ancora viventi, addirittura 1 cardinale, adesso Monsignor Beniamino Stella. Ma poi anche perché qui in tutto quanto il quartier del Piave è davvero la chiesa più grande e qui raccoglie un po' anche celebrazioni che riguardano un po' tutta quanta la forania del quartier del Piave. Abbiamo avuto la fortuna anche di avere il beato Giuseppe Toniolo, che è stato proclamato beato nel 2012, il 29 aprile, perché qui è anche venuto il miracolo. Noi ci siamo impegnati a portare avanti la devozione e la conoscenza, in particolare celebrando la messa ogni 7 del mese in suo onore e la gente è venuta a conoscenza, quindi ha saputo anche invocare la sua intercessione. Perché abbiamo qui il nostro beato? Perché ha sposato una di Pieve, ecco Maria Schiratti, ma perché lui ha voluto rimanere qui dicendo ecco, voglio che essere sepolto a Pieve di Soligo affinché i fedeli passando depongano una requiem sulla mia tomba. Sono contento di questa comunità. Non soltanto abbiamo questa chiesa, ma anche altre chiese che usiamo raramente, ma sono aperte per la preghiera, ecco, della gente. Quindi abbiamo la chiesa di Santa Maria Maddalena, che è la patrona di questa comunità, e lì ecco, la gente passa volentieri e è aperta. Mentre invece quella di San Martino, ecco, è vicina al cimitero, non è che sia sempre aperta, ma anche quella è antica. Quello che è più prezioso accanto a questa chiesa di San Martino c'è l'oratorio che conserva ecco, un crocifisso bellissimo e delle tele che riguardano la passione del Signore. Il messaggio che potrei dare è quello di continuare ad essere così ferventi, di sentire un pochettino di più ancora ecco, l'intercessione del Toniolo e anche la carità. Abbiamo diverse associazioni, San Vincenzo e la Caritas, che muovono alla carità, sono aperti verso le persone bisognose.
in un ristorante storico di Pieve di Soligo in provincia di Treviso con il simpatico signor Bruno Bellè. Andiamo a degustare alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità del luogo. Ci troviamo al ristorante La Colomba, Pieve di Soligo, un ambiente storico da 300 anni esistente. Adesso in questo momento presento il nostro chef che è da 33 anni che è qui con noi. Assieme presenteremo i nostri piatti. Per esempio abbiamo la soppa coada, che è un piatto proprio esclusivamente della Colomba, direi proprio del Veneto, proprio come all'origine, fatta con piccioni, brodo, pane e un po' di burro e grana, basta. Dopodiché abbiamo i gnocchi di zucca al burro e salvia, semplici ma di grande effetto. I tortelli fatti in casa e i fiori di zucca, che sono gli ultimi della stagione, fatti proprio con i fiori di zucca. E poi abbiamo i nostri piatti più forti, sono i risotti. Risotti al prosecco, risotto al whisky, risotto allo champagne, risotto alle verdure, un risotto al radicchio trevigiano, oltre che a quello con i funghi porcini. Però in questo momento presentiamo esclusivamente il risotto al radicchio trevigiano, che è un piatto leggermente morbido, però asciutto, perché c'ha un po' di acidità di radicchio che non è dolce. Comunque sia, è molto appetibile. Dopodiché passiamo esclusivamente ai secondi piatti, che abbiamo lo spiedo misto, fatto di costicine di maiale, vitello e pollo, accomodato con una bellissima parte di funghi porcini data la stagione, oppure la faraona in salsa peverada, che è il piatto fortissimo della Colomba, anzi di più. Dopodiché abbiamo il dolce che nessuno ancora al mondo lo ha fatto, è il Ratzinger, il dolce del Papa Ratzinger, dolce del Vaticano, che non ha farina, non ha zuccheri. Poi invece la chicca, che è la nostra amante per tutti, la crostata di fichi, che nessuno l'ha ancora fatta al mondo, quindi resta sempre il piatto bello come dessert. E dopo va accompagnato, non so, tipo lo spiedo con un bel Cabernet Franc, oppure diversamente per il dessert, un bel spumantino della zona, che è sempre appetibile, anche perché io ne bevo 2 invece che 1, e poi la coreografia che esiste, così il melograno, le noci e possibilmente il radicchio trevigiano in questo momento e la soppa coada. Un invito a Pieve di Soligo perché prima di tutto si trova su una zona felice, molto equilibrata, meno sofisticata delle altre regioni, una semplicità unica per gli ospiti che arrivano, e dopo, cosa vuole? Quando c'è la semplicità c'è la macchina che funziona per tutti e per tutto. Vi aspettiamo alla Colomba! Adesso ascoltiamo il cardinal Beniamino Stella, nativo di Pieve di Soligo. Io sono nato a Pieve di Soligo, sono cresciuto qui all'ombra del campanile, abito non lontano e torno sempre volentieri perché qui ho la memoria
della mia infanzia, della prima comunione, della cresima, dell'ordinazione sacerdotale. Sono stato ordinato proprio qui nel Duomo di Pieve di Soligo, quindi direi che le memorie più belle, non solo familiari, ma anche quelle della mia vita cristiana e sacerdotale, sono legate. Io ho visto crescere questo bel campanile, la chiesa no, l'ho trovata già pronta, ma tanti sacerdoti che mi hanno accompagnato nell'infanzia e che mi hanno veramente un po' introdotto in questo santuario della vita sacerdotale. Mi è sempre cara la memoria, i sacerdoti, le famiglie. Oggi torno e incontro i miei coetanei già un po' anzianotti, diciamo, però persone sempre care a cui guardo con affetto, con simpatia e con gratitudine. Con Marco Zabbotti, direttore scientifico dell'Istituto Diocesano Beato Toniolo, andiamo a rivivere le fasi salienti delle giornate conclusive rivolte a celebrare i 100 anni dalla morte del Beato Giuseppe Toniolo. Sono le giornate del centenario del Beato Giuseppe Toniolo. A 100 anni dalla morte, l'Istituto Diocesano Beato Toniolo delle Vie dei Santi diventa il soggetto promotore, organizzatore centrale per l'organizzazione di tutta una serie di eventi che, a dire la verità, sono iniziati già lo scorso anno, un anno straordinario che abbiamo vissuto nel segno della memoria grata e nel segno dell'omaggio a questa figura di questo grande sociologo ed economista cattolico nato a Treviso, vissuto a Pisa e sepolto proprio qui a Pieve di Soligo presso questa tomba nel nostro Duomo cittadino. Sono giornate in cui ad esempio abbiamo intitolato il nostro istituto comprensivo, che comprende appunto la scuola media, la scuola materna statale, le scuole elementari di Pieve di Soligo e di Refronto, dei due comuni vicini, proprio a Giuseppe Toniolo, nel segno anche qui dell'omaggio dal punto di vista anche di questo educatore straordinario, di questa figura, di questo docente universitario che un segno così profondo ha lasciato nella storia del cattolicesimo italiano. Ma ci sono anche eventi molto importanti come il convegno dei giovani e soprattutto la terza edizione del premio Toniolo, che da 3 anni noi facciamo qui a Pieve di Soligo. È l'edizione proprio intitolata qui, questo centenario della Grande Guerra, proprio anche al tema della pace e della cooperazione internazionale, che è stato sempre il grande sogno di Giuseppe Toniolo, che un anno prima di morire appunto scrisse a Benedetto XV chiedendo l'istituzione di un istituto internazionale che potesse salvaguardare la pace e la cooperazione dopo quello che era stata invece la tristissima vicenda della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale, che qui si è combattuta in particolare su questo territorio della sinistra piave trevigiana fino alla battaglia poi finale di Vittorio Veneto del 4 novembre 1918. Quindi sono tempi anche di memoria, di ricordi. Poi la messa solenne che è stata presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti, presente anche alla cerimonia. Quindi si tratta anche qui di far comprendere come l'Istituto Diocesano, ormai che è da 1 anno e mezzo ufficialmente così nominato dal Vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, dal 30 marzo 2017 ha già intrapreso tutta una serie di iniziative e di attività che addirittura risalgono però già al 2013. Noi ci siamo mossi praticamente subito dopo la beatificazione. Addirittura questo istituto gestisce nell'ottica del turismo religioso la nuova foresteria nell'abbazia di Follina, un esempio straordinario di bellezza artistica del nostro territorio. Quindi da questo punto di vista ha messo in rete un circuito di iniziative che sono tutte orientate a far sì che la memoria, il dono, diciamo noi, la responsabilità rispetto al dono appunto di Giuseppe Toniolo diventi soprattutto per l'oggi uno stimolo all'impresa, all'energia, alla creatività, a disegnare percorsi nuovi in cui l'evangelizzazione e la promozione umana siano, come dire, che erano il segno di Giuseppe Toniolo, siano per noi tutti oggi all'oggetto, attenzione e impegno. Tra le tante iniziative organizzate per celebrare i 100 anni dalla morte del Beato Giuseppe Toniolo, anche l'intitolazione di un istituto scolastico, presente anche il Vescovo della Diocesi di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo.
Il Toniolo sintetizza alcuni aspetti che una scuola deve avere a cuore. Lui stesso è stato uno studente tra l'altro molto impegnato e molto bravo, molto serio. Lui è stato un docente che ha amato profondamente l'insegnamento e più ancora i suoi discepoli, che chiamava un sacro deposito. Lui è stato un genitore, tutti aspetti che si sintetizzano nella sua persona e che danno un significato particolare all'aver intitolato a lui questa scuola, perché si presenta come testimonianza significativa sia per gli studenti, sia per gli insegnanti, sia per i genitori. Credo che sia una cosa molto bella e molto feconda. Sono Thomas Eschin, presidente della Proloco di Pieve di Soligo e mi trovo davanti allo spiedo gigante. Una settimana lo facciamo normale, il nostro spiedo tradizionale è composto dal pollo, dall'osso collo e dalla costicina, mentre l'ultima domenica della sagra dello spiedo gigante facciamo lo spiedo di quaglie. Nel 2017 abbiamo realizzato il Guinness World Record della cottura di quaglie più grande del mondo. All'incirca sono 7 ore di cottura, quindi la mattina di solito, se lo spiedo deve essere pronto per mezzogiorno, accendono il fuoco per le 4:30-5. Per tutte le informazioni inerenti alla nostra festa di Pieve di Soligo dello spiedo gigante ci trovate al www.spiedogigante.it o nella nostra pagina di Facebook. Vespeton al spiedo gigante per mangiare il speo. Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è stato accolto dai giovani di Pieve di Soligo e dell'intera diocesi di Vittorio Veneto con grande entusiasmo. Con lui abbiamo parlato del Sinodo dei Giovani, del Beato Toniolo e dei comuni italiani. Bello per la Chiesa, perché è una Chiesa giovane, soprattutto una Chiesa che si rinnova con i giovani, una Chiesa che dà voce ai giovani, cosa che non sempre avviene nella società, li vuole ascoltare, gli vuol dare fiducia perché essendo loro il futuro, saranno coloro che ci tracciano la strada del futuro. Noi educatori abbiamo il compito di accompagnarli, di seguirli, di stargli accanto per sostenerli nelle prove della vita, ma gli uccelli migratori vanno verso la primavera dell'umanità e della storia, sono i giovani. Io ho questa fede e vedo che concretamente poi le cose stanno così, anche dai pochi interventi che hanno fatto durante il Sinodo si sente un'altra Chiesa. Noi portiamo la nostra esperienza, possiamo dare i consigli con un po' di saggezza che abbiamo maturato, ma loro è un'altra cosa, sono il motore della vita. E oggi celebriamo una figura importante e attuale qui a Pieve di Soligo, il Beato Toniolo. Si può dire che è padre dei giovani, anche padre naturale, perché ha avuto 7 figli di cui si è preoccupato, li ha educati e poi in fondo è stato un insegnante e che maestro, ma prima ancora di essere un maestro nel senso scientifico è stato un maestro della vita. Ha visto i giovani come fossero suoi figli e li ha educati attraverso la dottrina sociale della Chiesa, attraverso la sua scienza, perché anche un grande scienziato, li ha educati perché anche l'università fosse vita. Qual è il messaggio, l'augurio del Presidente della CEI per i comuni italiani? Io faccio il tifo per i comuni italiani, cominciando dal mio comune di Marradi, dove se mi sente c'è un giovane sindaco, ma i comuni sono il cuore pulsante dell'Italia, perché il comune è ancora il tipo di governo che è più vicino alla gente, tanto i sindaci sono eletti dalla gente. E in genere i nostri sindaci, e andando per l'Italia ne vedo tantissimi giovani,
Noi diciamo che i giovani, eppure tantissimi sindaci sono giovani e mettono tutto l'entusiasmo, le loro energie per ascoltare la vecchietta che si va a lamentare che c'è una buca davanti a casa, oppure che c'è una buca nel mio paese per andare al cimitero di Popolano. Sindaco è lì che ascolta, che comprende. Se non avessimo i sindaci, se non avessimo i comuni e queste bellezze dei nostri paesi che fanno l'Italia, c'è solo le grandi città, certo, hanno la loro storia, le loro tradizioni, ma anche i nostri comuni sono belli, sono gloriosi. Viva i comuni d'Italia! Il suo augurio? E il mio augurio è che continui a star vicino alla gente. Tanto oggi la gente ha bisogno di accompagnamento. Si tratti di vecchi, si tratti di giovani, la gente vive anche nella propria solitudine e ha bisogno di due occhi che sorridono e di un cuore che pulsa per loro. Pieve di Soligo vi aspetta con tutti i suoi itinerari e le sue atmosfere. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Viva Pieve di Soligo e cerchiamo di seguire l'esempio del beato Giuseppe Toniolo. Ciao!